Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini. Agnello di Dio, figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, pietà di noi, perché tu solo il Santo. Preghiamo. Dio nostro Padre, che ha inviato nel mondo la parola di verità, Gesù, risana i nostri cuori divisi, perché dalla nostra bocca non escano parole malvagie, ma parole di carità e di sapienza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Siracide. Quando si scuote un setaccio, restano i rifiuti. Così quando un uomo discute, ne appaiono i difetti. I vasi del ceramista li mette a prova la fornace. Così il modo di ragionare è il banco di prova per un uomo. Il frutto dimostra ciò che è coltivato l'albero. Così la parola rivela i pensieri del cuore. Non lo sa nessuno prima che abbia parlato, poiché questa è la prova degli uomini. Parola di Dio. È bello rendere grazie al Signore. È bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo, annunciare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte. Il fiorirà come pascerà come cedro del Libano, piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro. Nella vecchiaia ora frutti, per dimostrare quanto è retto il Signore, mia roccia e malvagità. Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, quando questo corpo corruttibile si sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo mortale di immortalità, compierà la parola della Scrittura: la morte è stata inghiottita dalla vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Pungiglione della morte è il peccato,
e la forza del peccato è la legge. Se grazie e vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili, progredendo sempre più nell'opera del Signore, che sta nel Signore. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Risplendete come astri nel mondo, tenendo salda la divinità. Alleluia. Alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadrà dietro. Però non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello, lascia che tolga il tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio, ipocrita? Prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è un albero cattivo che produca frutto buono. Ogni albero si riconosce dai suoi frutti. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene. L'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male. La sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. È parola del Signore. Fratelli e sorelle, la liturgia che stiamo celebrando conclude un tempo liturgico lasciandoci intendere il grande mistero della Pasqua di Gesù. Voi sapete che la Pasqua è lo centrale della nostra fede. Gesù che muore per noi, la nostra salvezza, e risorge per la nostra giustificazione. Domenica prossima inizieremo la prima delle 5 domeniche che ci condurranno alla celebrazione del mistero pasquale. Per quanto invece riguarda la parola che abbiamo ascoltato, tratteremo un pochino che abbiamo letto, che
prima parte del discorso della pianura. Sapete, no? C'è il discorso della montagna di Matteo, c'è il discorso della pianura di Luca. Questo è il discorso della pianura. Secondo la versione di Luca sono due discorsi che si equivalgono, anche se manifestati in modo differente, tenendo conto del linguaggio di ciascuno. Gesù racconta una parabola ai discepoli e chiede loro: può forse un cieco guidare un altro cieco? Non andranno per caso tutti e due in un fosso? Gesù domanda ai suoi. La parola della sua forma rassomiglia un po' alle accuse di Matteo, le accuse che Matteo faceva ai farisei: guai a voi, guide cieche, che avete mito della verità e del servizio, e ora cercate solo il vostro tornaconto. Matteo ai farisei. Luca invece applica queste parole di Gesù ai suoi discepoli, invitandoli a fare sempre il bene, ad essere delle fidabili per tutti coloro che cercano il bene. L'unico modo per evitare di comportarsi come guide cieche consiste nell'essere discepoli del Signore Gesù, seguendolo come unico modo, perché è Lui il Maestro che il Padre ci ha donato. E Gesù stesso dirà: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno arriva al Padre se non attraverso di me. Gesù è il cammino di salvezza per tutti. E nella circostanza della tribolazione, il Padre dichiara di Gesù il Figlio mio. Ascolti, ma che sono queste cecità spirituale? Gesù ce lo ricorda con parole che sono divenute proverbiali. È l'immagine della pagliuzza e della trave nell'occhio del fratello. Questo paragone proposto da Gesù è un po' curioso, ma riflette perfettamente il nostro comportamento abituale. Siamo tutti un po' macchiati, siamo zelanti nel farci giudici degli altri, nel giudicare il comportamento degli altri, mentre siamo molto indulgenti per quanto invece di difendere i nostri errori, le nostre magagne che ci sono, e abbondanti. Per questa parte che offendono si levano ipocriti, parola pesante, ipocriti. Togli prima la trama al tuo occhio e solo allora bene, però aiuta nell'occhio del tuo
abbiamo delle responsabilità nei confronti dei nostri fratelli, se dobbiamo correggerli, aiutarli a camminare nel giusto. Però per poter fare questo puliti bisogna fare prima un buon esame di coscienza, conoscere, ridere tutti i nostri difetti che ci sono. E per finire c'è ancora una piccola parabola che Luca aggiunge, la parabola del che produce T. Gesù dice una cosa evidente: non c'è albero buono che non produca frutto buono, e non c'è albero cattivo che non produca frutto cattivo. Ogni albero può vedere, ogni albero si riconosce dal suo. È una cosa che tutti sappiamo. Così anche il frutto del cuore, il cuore, ciò che da esso arriva alla nostra bocca, quindi la nostra parola rivela la sua bontà o la sua malvagità. Il vero problema è proprio il nostro cuore, la partenza, la radice. Il cuore, questo organo importantissimo nella mentalità biblica, il cuore rappresenta l'interiorità profonda della persona, la sede della coscienza, il luogo intimo di ciascuno di noi. E l'azione del cuore bisogna assicurare, perché è il cuore tutti i nostri enti, tutte le nostre azioni. La conclusione per questa nostra domenica: il Signore che ci conosce bene come siamo fatti, purifichi questo nostro cuore e lo riempia della sua verità, e tutta la nostra vita si illuminerà nella luce di Dio. E quando troviamo una persona luminosa ci accorgiamo subito della sua presenza. Facciamo la professione di fede, credo in un solo Dio, del cielo e della terra, di tutte le visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, Dio da Dio, luce da luce, creato stesso del perito nonostante creato per noi uomini, per la nostra salvezza, per opera dello Spirito Santo, si incarnati nel verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo
Spirito Santo, nei procedi dal Padre, dal Figlio e dal Padre. I morti. Fratelli e sorelle, le parole di Dio che abbiamo ascoltato hanno cuore da esso, trabocchi ora la nostra preghiera, diciamo, Signore, sulle tue vie. Per la Chiesa, perché non si stanchi di annunciare la parola di Dio, guidando le persone a credere nella vittoria pasquale di Gesù sul peccato. Preghiamo. Per di governo operino con giustizia ed equità affinché la vita di ogni persona possa attuare il bene che desidera compiere. Preghiamo. Per le guide spirituali, perché con umiltà e dedizione aiutino le persone affidate a compiere scelte libere, giuste, oblative. Preghiamo. Per noi, perché questa celebrazione ricolmi la nostra vita dei doni di Dio, affinché attraverso noi diano frutti di benedizione per gli altri. Preghiamo. Per il nostro Papa Francesco, Dio della vita, sostieni il nostro Papa Francesco, donagli sollievo nel corpo e nello spirito, perché possa dare con saggezza Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua riceviamo frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. E benditi accoglici, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa famiglia soffrire per sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, da te provengono questi doni e tu li accetti come segno del nostro sacrificio sacerdotale. Fa che per la tua misericordia l'offerta che
ascrivi a questo nostro merito, ci ottenga il premio della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Dio onnipotente ed eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità tutta, tua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui le schiere degli angeli adorano la estrema, si alza il tuo volto, al loro canto concedi al Signore che si unire umili voci dell'inno di lode. Santo il sole cieli e la terra sono pieni della gloria. Osanna nell'alto dei cieli. E pieno nell'alto dei cieli. Veramente santo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, e i suoi dice di nuovo. Se lo tieni prendete per casa la perdizione questo in me. Celebrate la risurrezione del tuo Figlio, la viscera, la salvezza dei padri, santi servizi, sacerdotalmente per la comunione
Ricordati, padre, di sopra a cui a te si devono rendi la perfetta regolare sul nostro carno, i diavoli, sacra popolo, devi adorme spesure, coli, legge, di noi per parte la via
Com'è bello, Signore, stare insieme ed amarci ami tu qui. La carità è paziente, la carità è benigna, comprende, non si adira e non dispera. Come bello, Signore, stare insieme ed ami tu, qui c'è Dio, alleluia. La carità e la legge, la carità sia data, si dona senza come bello, Signore, stare insieme e farci tu alleluia. Carità e la legge, la carità e la vita, abbraccia tutto il mondo e in ciel si compirà. Come bello, Signore, stare insieme ed amarci come ami tu, qui c'è Dio, alleluia. Il pane che mangiamo, il corpo del Signore, di carità è sorgente e centro di unità. Come bello, Signore, stare insieme ed amarci come ami tu, qui c'è Dio, alleluia.
dal dono di salvezza. Invochiamo la tua misericordia, o Signore, questo sacramento che ci nutre nel tempo, ci renda partecipi della vita eterna per Cristo nostro Signore. Ricordo che il giorno 5 marzo, questa settimana, comincerà il cammino quaresimale con l'imposizione delle ceneri nelle messe delle ore 8 e 9. Prossimamente, 9 marzo, in tutte le chiese vi sarà la raccolta di offerte durante le Sante Messe per sostenere l'attività della Caritas, e questa, sapete, è un impegno per aiutare tante persone che sono nel bisogno. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Messa finita, andiamo in pace. Una bella giornata per tutti. Dal tuo celeste trono, Maria, rivolgi a noi, pietosa di sguardi tuoi, per una volta sol, o Madre dolce cara, ascolta chi ti chiama. Salva, o Maria, chi t'ama, e tanto confida in te. O Madre dolce cara, ascolta chi ti chiama. Salva, o Maria, chi t'ama, e tanto confida in te.